Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, come andrà in questo periodo particolare con le sibille chiacchierine che ci vogliono rispondere, le nostre sibille interattive del vostro Marietto Veneziano. Ma prima di iniziare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Decade Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove questa sera, lunedì sera, avremo un incontro esoterico alle 20:30, l'entrata chiaramente è gratuita. Bene cari amici, iniziamo subito una bella mischiatina delle nostre sibille chiacchierine e vediamo come andrà questo periodo in cui tutta l'Italia, il nostro stivale, è un pochettino sotto pressione e magari siamo in casa tutti un pochettino tesi, quindi facciamo i nostri 3 bei mazzetti. Ecco i nostri 3 mazzetti delle sibille chiacchierine del vostro Marietto Veneziano, vedete? Bene, quindi rilassatevi, respirate profondamente e scegliete mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 o mazzetto numero 3, sibille chiacchierine, Marietto Veneziano. Respirate profondamente, sceglietele, ripeto, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Eventualmente fermate anche il video e concentratevi. Cercate di entrare in vibrazione col mazzetto che più si avvicina a voi. 1, 2, 3. Per il titolo, come andrà questo periodo particolare in cui praticamente tutti in Italia, nello stivale, stanno passando un periodo molto particolare, mai avuto prima negli ultimi 50 anni. Bene, cari amici, vediamo il primo. Prigione, donna maritata, disgrazia, stanza e donna di servizio. Mettiamo bene le nostre sibille chiacchierine a favore di camera e vediamo come rispondono le sibille al primo mazzetto. Vedete, prigione, donna maritata, disgrazia, stanza e donna in servizio. Beh, questa prima stesa ci dice che siamo un pochettino bloccati, sebbene abbiamo vicino qualcuno molto solido e stabile che cerca di darci un po' di stabilità. Vediamo però che c'è qualche cosina che nella nostra stabilità traballa, anche se però vediamo stanze e donne di servizio che sono un aiuto prezioso, quindi direi che questo periodo già particolare siamo un po' bloccati e vediamo le cose in modo negativo, però vediamo donna maritata e stanza che è sicurezza, quindi prossima novella, e poi vediamo donna di servizio che è sempre qualcosa di prezioso. Quindi diciamo che noi ci sentiamo, giustamente come questo periodo lo indica, un pochettino bloccati, vediamo tutto in modo negativo con la disgrazia, però donna maritata, stanza e donna in servizio sono dalla nostra parte. Quindi diciamo che per chi ha scelto la stesa numero 1 è più una questione simbolica, psicologica e a livello di subconscio e inconscio che sta lavorando in modo pesante, ma non dovete preoccuparvi perché avete vicino qualcuno di solido, donna maritata, stanza che sta a indicare una cosa sicura e anche una donna di servizio, cioè un'altra persona che ci cercherà di dare una mano. Quindi presumo che sia una cosa tutta interna a chi ha scelto la stesa numero 1, ma che nella realtà abbia poi materialmente dei sostegni importanti. Quindi io la vedrei più che altro propositiva questa situazione. Vediamo invece la stesa numero 2. Giovane fanciulla, nemica, denaro, amore e grande consolazione. Mettiamo bene a favore di camera la cosa, vedete? Quindi giovane fanciulla, nemica, denaro, amore e gran consolazione. Quindi come la vediamo la cosa? Vediamo un po' questa stesa, cioè la numero 2, che abbiamo una nemica, che potrebbe essere i nostri pensieri in questo periodo importante, questo periodo particolare che tutti stanno passando, però vediamo che c'è anche una giovane fanciulla, soprattutto vediamo qui in mezzo denaro e amore, quindi 2 carte molto importanti e solide, e poi in fondo gran consolazione. Quindi questo periodo qui
anche se noi abbiamo dei nemici, alla fine con giovane fanciulla, denaro, amore, gran consolazione, cari miei, è una stesa fortunatissima, perché con questi periodi chiari di luna trovarsi amore, gran consolazione e denaro in finale è praticamente un 13 al Totocalcio. Quindi direi che chi ha scelto il mazzetto numero 2, la stesa numero 2, direi che la persona non deve avere nessun tipo di problemi, perché vediamo arrivare denaro e amore. Certamente può essere anche un amore un po' fugace, però vicino a denaro e gran consolazione è tutto positivo, quindi la nemica possiamo pure dimenticarcela, perché non sarà così influente, anche se il periodo è importante. Quindi la stesa numero 2 direi che è una stesa molto molto positiva. Vediamo la stesa numero 3. La stesa numero 3, fortuna, consolante sorpresa, casa, costanza e sospiri. E qui, cari miei, è una cosa più bella dell'altra. Allora, si parte subito con la fortuna, quindi in questo momento di periodo particolare, chiunque è in casa o si sente un pochettino, come si suol dire, imprigionato, direi che ha tutto a suo vantaggio: la fortuna, la consolante sorpresa è la casa, la costanza addirittura, eppure ha ancora il coraggio di sospirare. Quindi io direi che il personaggio o la persona che ha scelto questa stesa non può recriminare di niente, perché ha tutto a suo vantaggio. Fortuna, consolante sorpresa, casa, sicurezza, fortuna, tutto quello che lui riuscirà a fare in questo periodo gli riuscirà. Sarà anche, vedete, con la costanza, quindi ha lavorato anche molto, si vede come si suol dire, già nel passato ha lavorato molto, e questo periodo, anche se tutti remano contro lui, alla fine con queste 4 carte è il bello che alla fine lui avrà ancora il coraggio di essere tormentato e in attesa di cosa non si sa, perché praticamente ha una sfilza di 4 carte bellissime, una più bella dell'altra. Quindi io direi che chi ha scelto il mazzetto numero 3 è al vento in poppa della fortuna e della benedizione in questo periodo di pioggia. Quindi, cari amici, il vostro Marietto Veneziano ha finito qui questa breve stesa per questo periodo particolare, perché dei miei amici su Face o sui vari social mi hanno chiesto di fare questa stesa per, in un certo senso, dare un po' di stimolo, un po' di coraggio anche a queste persone che magari sono chiuse in questo momento in casa e non vedono il cielo bello chiaro, no? Però abbiamo visto che, ad esempio, nella stesa numero 3 c'era molta positività, ma anche negli altri 2 mazzetti. Bene, cari amici, il vostro Marietto, scusate, ha finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Grande Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, e anche di andare a vedere le altre pillole del vostro Marietto, che ormai ha già superato la quota 300. Se va avanti così avrò più video che iscritti. Grazie cari amici, alla prossima.